noi siamo forti, siamo determinati ad andare avanti e ad aiutare le nostre popolazioni in qualsiasi momento, però in questo momento siamo tutti uniti e l'assessore a livello nazionale deve portare il fatto che questo potrebbe rischiare di saltare se non si trova una formula per dare copertura e sicurezza a quelli che lavorano, ripeto, dando un servizio alla popolazione. È una vicenda molto dolorosa, soprattutto per chi è stato coinvolto qualche anno fa appunto nella vicenda, soprattutto chi è mancato e adesso il sindaco e il coordinatore rinviati a giudizio. Per cui non possiamo in questo momento, secondo me, fare grandi distinzioni fra eventi importanti o meno importanti. La posizione forte di alcune amministrazioni, a cui appunto ieri è seguita quella di ANCI, debba essere un segnale che anzi direi deve essere esteso al Triveneto e a tutta Italia, perché se si riuscirà nell'intento di fare in modo che la protezione civile, gli interventi della protezione civile non debbano rientrare nel modo più assoluto nel decreto legislativo 81, credo che sia un risultato importante per la protezione civile, per tutti i volontari, ma oserei dire anche aprire un ragionamento molto più ampio sul volontariato, che è l'essenza, diciamo, del Friuli in particolare, ma credo di tutto il nostro paese, il paese Italia. Un intervento decente che è stato fatto in questo momento dalla regione che sta portando avanti è quello di dare copertura comunque in ogni caso, senza rischiare che chi lavora, come dicevo, in maniera gratuita deve anche mettere a rischio il patrimonio della sua famiglia o quant'altro, come poteva succedere in questo caso, e sembra che la regione stia portando avanti proprio questo ragionamento di copertura totale degli eventuali pagamenti che dovrebbe essere costretto a fare chi è condannato, andando addirittura anche a dare copertura a chi poi viene veramente condannato